Ferragosto al risparmio per la maggioranza dei veneti, ferie limitate a questa settimana e vicino casa, su spiagge e monti della regione. Anche la regione, con la R maiuscola, si adegua e tiene aperto Palazzo Balbi, sede della Giunta, non solo alla vigilia di Ferragosto, ma garantisce il presidente Zaia anche all'Assunta. Si lavora perché già da settembre, ammette il governatore, in Veneto ci saranno dai 20.000 ai 30.000 disoccupati in più. Garantire gli ammortizzatori sociali è la prima priorità in assoluto per dare tranquillità alle famiglie e al loro reddito. E poi continuare a investire come ancora facciamo oggi rispetto alle aziende, quindi accesso al credito, finanziamenti, fondo perduto, in modo tale che le serrande delle aziende restino su e non vengano mai abbassate. Altro duro colpo per l'economia regionale è la siccità, che ha già provocato danni per 1 miliardo di euro all'agricoltura veneta, che in tutto ne vale 6. Non piove da giorni, da settimane, forse anche da mesi in alcune zone. Direi che il governo può fare solo una cosa: non può rinunciare alla più grande agricoltura che c'è in Italia, che è quella del Veneto. Noi vogliamo avere interventi che pesino. Sarà difficile che il Ministero decreti lo stato di calamità per l'agricoltura veneta. I fondi del Dicastero per le emergenze, dice l'ex ministro all'agricoltura Zaia, oggi sono solo di 18 milioni. I danni in Veneto, come detto, ammontano a 1 miliardo, altro che coperta corta. Pagheranno anche stavolta i veneti? Non possiamo aumentare le accise e pensare che i veneti debbano ancora pagare quando sono gli unici che pagano a livello nazionale. La Giunta, 9 su 12 gli assessori presenti, ha deliberato anche un fondo di 5 milioni per contributi a fondo perduto in conto capitale alle imprese che si consorzieranno in almeno 3 unità. Altri 6 milioni saranno disponibili per i comuni che si uniranno nella gestione dei servizi fondamentali, per le unioni di comuni e per i paesi situati in aree svantaggiate.